Dimenticato da tutti perché non mi ha, da stamattina non mi ha chiamato nessuno, la polizia è venuta qua più di qualche volta, però tutti quelli che mi hanno dato una mail non mi ha chiamato nessuno, io mi sento dimenticato. Io a questo punto posso dire la verità, mi vergogno di essere italiano. Questo lo sfogo ai nostri microfoni del titolare dell'autocarrozzeria moderna di Via Giustizia a Mestre, dopo aver subito l'ennesimo furto, il 14° in 6 anni. Oggi il questore di Venezia e l'assessore comunale alla sicurezza l'hanno incontrato. La mia presenza oggi qui è testimoniare una vicinanza delle istituzioni e soprattutto della questura di Venezia ai cittadini che vengono colpiti, soprattutto a verificare, ma la condivisione con le vittime è totale, che in realtà il danno è molto piccolo, perché poi si tratta di un furto a macchinette che somministrano bevande, ma il danno dal punto di vista psicologico e sociale è molto alto, perché si crea una forte percezione di insicurezza. La preoccupazione per chi frequenta la zona è anche per quella che fu denominata la Casa degli Orrori, ricovero di sbandati e spacciatori. Gli interventi che si sono susseguiti nella ex falegnameria Rosso sono stati numerosissimi. Il problema si è ovviamente in parte risolto, in parte spostato, ma è l'intero comparto che dobbiamo vedere in una logica proprio che ci consenta di dare non solo la solidarietà a chi subisce queste cose, ma assicurare la giusta attività di controllo del territorio.